Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, giovedì 5 marzo, puntata 109 e diamo anche il benvenuto a Francesco. Ciao Fra, ben trovato. Buongiorno, ti sento robotico e non so se sono io o se sei tu. Ah, perfetto. Scrivetecelo. Esatto. Ditemi un po' chi è il problema. Io non ho toccato niente. Vediamo un È po'. tutta la tua bellezza superiore, probabilmente. Oggi proprio da paura. Pensa che mi sono riaddormentato e mi ha svegliato mia moglie. Guarda che c'è da portare la bambina a scuola. Bravo, Allora- stavi provando a sfuggire dai tuoi obblighi coniugali e paterni. Bravo, genitoriali, complimenti. Esatto. Io sento bene, ok, perfetto. No, adesso anch'io, Ok. Però all'inizio Allora, mi sembrava un po' E allora è un po' così. Buongiorno Daniele, Va parlare di bene. calcio in questi giorni di notizie così pesanti può sembrare superficialità, io lo ritengo una leggerezza indispensabile. Ci sta, assolutamente ragazzi. Vabbè, è comunque il Dobbiamo nostro andare lavoro, avanti, esatto. Non ci Bisogna si può fermare. comunque, in ogni caso, purtroppo, Ale, buongiorno. un po' del cavolo. Da casa è robotico Francesco, ecco. Quindi sono io No, il io problema. No, io ti sento bene però, eh. Boh, non so se sia... Giorgio dice buongiorno 131, sono contento per la vittoria della Torres finalmente. Eh sì, si tira fuori un po' dalla zona rossa, un punto in più, tocca la vittoria 2-1 col Guidonia. Faccio buongiorno, ben trovato. Buongiorno ragazzi e buona antivigilia, sono fiducioso in posizione eretta oggi. Non più sotto una macchina. Esatto. Ferma, se ci mancherebbe, perché poi detto così può sembrare brutto. Allora, aspetta un attimo, prova a entrare e uscire di nuovo. Aspetta Vai, un secondo, vai. Non qua. Io ti sento bene comunque. Io lo sentivo bene. Allora, se vogliamo LDL un po' più basso. Vediamo. Ecco. Vediamo. È meglio? Io ti sento bene. È fluido. No, perché non lo so, vabbè. Allora, Per quanto non sia lunedì, oggi. Te riesci. Esatto. Bene. No, buongiorno Luke, ben trovato. Da casa, vabbè, ok, era questo. Ok, però vedi, se vogliamo LDL un po' più basso di Francesco. Ma questo è da Francesco sempre perché così. È la voce di Francesco, io ho una voce più soave. Una quindi vocina! non cap- Sei soave. Perché ti devi fare insultare Così di già primo dalla mattino. mattina? Vabbè, mi ha Già già dalla saltato mattina. c'è stato un bel risveglio oggi, assolutamente. Vedi, Mirko dice con tifo Cagliari ma contento per la Torres e ci sta assolutamente. Buongiorno Daniela, ben trovata. Insomma, oggi abbiamo comunque Luca Pinotti, tra 2 minuti arriverà, inviato del Como di Lario Sport e ci dirà un po' qual è la situazione in casa Como. E poi, insomma, avremo l'intervista fatta a Caprile ieri, che è uscita nei canali social di 131. Qualora non l'abbiate vista, aspettate a vederla, la guardiamo insieme e poi la rivedete e mettete il mi piace, ovviamente nel Mi raccomando. è importante questo, ragazzi. Non lo diciamo ogni giorno, colpa nostra, assolutamente. Però è importante sempre mettere i like a È qualsiasi colpa tua, video. sì, lo sappiamo. Vediate.
Non è, Come non è faccio solo è io i colpa video. tua. È colpa tua. E ci sta. Questo è Buongiorno chiaro. Mario, ben trovato. Buongiorno da Reggello. Buongiorno Fede, ben trovato. La voce di Francesca ha un po' troppo guadagno, ma si sente bene. Comunque non importa, va bene, ci sta. Ci Ragazzi, sta. purtroppo abbiamo le cuffiette in questi giorni, quindi bisogna Adattarsi. accontentarsi. Sì. Vedo che c'è Assolutamente. Luca però, Eccolo, lo facciamo entrare subito. Ciao Luca, ben trovato. Eccoci, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sembra Buongiorno. che sono Luca. nell'aldilà con questa luce strana. Io purtroppo un po' Beh, vabbè, stravaganza. scusa. Il Como è un po' una squadra dell'aldilà, possiamo dirlo a questo Addirittura. punto. Nel senso che è più alta rispetto a tutti gli altri, dai. No, dai, Eh. è la squadra che va Questa bene. metafora l'hai capita solo tu, Luca. Comunque, vabbè, resta nella storia anche il Como squadra dell'aldilà. Verrà clippata, ovviamente. Verrà clippata. Spero che sia proprio nell'aldilà perché sinceramente assolutamente. Vabbè. Grande Bene. Luca. Grazie mille per averci dato il nostro invito. Lu, ti chiedo subito qual è posso dire, c'è stato questo pareggio contro l'Inter che ha un po' dato un po' di polemiche, insomma, Como Inter, due squadre che comunque giocano bene, ma martedì non hanno giocato benissimo, è stata, possiamo dirlo, una partita un po' noiosa, ma ci può stare. Io spero che anche sabato il Como sia un po' noioso, mettiamola da questo punto di vista, Lu. allora, un po' noiosa, però qua si fanno tutti a bocca buona, sono fatti tutti a bocca buona, no? Esatto. Però il Como ci ha provato un po' di più, No, specie nel primo verissimo. tempo, l'occasione grossa è arrivata, veramente grossa, è arrivata all'inizio del secondo, poi effettivamente i ritmi si sono un po' abbassati, l'Inter ha messo anche Thuram e Dumfries, per cui forse anche Fabregas si è un attimo forse un attimo intimorito, no? Ha detto, forse la vogliono vincere davvero. Poi comunque anche Fabregas ha messo Diao e ha messo tardissimo il Duvikas, la punta, insomma, che non sempre dice capocannoniere del campionato, quindi non lo so. Fabregas ha detto che insomma tutto sommato ci abbiamo provato, è stata una bella prova comunque di maturità, contro l'Inter era sempre andata male. Come non è ancora riuscito a segnare un gol all'Inter in questo anno e mezzo, da quando è tornato in Serie A. È l'unica squadra contro cui non ha ancora conquistato punti. Ovvio, questo della Coppa Italia non è un punto. E quindi è un po' il tabù di Fabregas, ecco, l'Inter, sia versione Inzaghi sia versione Chivu. Quindi, che dire, è un risultato che lascia aperto tutto, però vediamo anche cosa succederà, perché la partita sarà il 22 di aprile con l'Inter, probabilmente già ampiamente, come dire, scudettata, e gli metterà dentro tutta come dire, tutte le armi le metterà dentro, recupererà Lautaro, non c'era come la Champions League, per cui sarà la partita in cui l'Inter proverà a dominare, a vincere a San Siro, però Como, insomma, ultimamente con le grandi sta facendo molto bene, quindi assolutamente. In ottica Cagliari posso dire che secondo me ha anche pensato a Cagliari Fabregas l'altro giorno, nel senso che la squadra era tutta più o meno titolari, perché ormai non c'è più una riserva vera nel Como, no? Però hanno giocato tutti i migliori, a parte Duvikas, quindi però forse non ha premuto sull'acceleratore, forse un pochino considerato che giocheranno sabato e non domenica. Fabregas è stato anche un po' polemico su questa cosa, sperava di giocare domenica lui, sinceramente, questa partita. L'ho notato, sì. Secondo me ha un po' pensato, lui ritiene ancora il campionato molto importante, per quello che il Comunque è impegnato in questa corsa con le grandi, e proverà a giocarsela, insomma. La cosa che posso dire è che ha detto, poi parlerà oggi Fabregas, che i 3-4 un po' accercati sabato ci saranno tutti. Ok, quindi Diao c'è la possibilità che possa iniziare dal primo minuto, secondo te? Secondo me non ancora, però vediamo cosa dice.
Secondo me non ancora, perché ha giocato mezz'ora in 2 partite, Sì. quindi non lo so, secondo me se lo tiene come arma per eventualmente scardinare un po' se ci sono problemi nel secondo tempo. Ecco. Fra? No, volevo chiedere a Luca un po' il discorso della classifica, perché noi siamo stati a Como i giorni scorsi per intervistare Mauro Vigorito e abbiamo parlato un po' sia con lui che con altre persone, insomma, lì in città, ed effettivamente questo quinto posto piace. Cioè, è un bel Beh. vivere, ecco. È un bel vivere, però soprattutto forse anche un po' inatteso, nel senso che è vero che tutti conoscevano le potenzialità del Como, però probabilmente, io parlo di chi è fuori dalla cerchia Como, ci mancherebbe, parlo un po' in generale, però forse nessuno si aspettava una consistenza tale della squadra di Fabregas, nel senso che effettivamente ogni partita produce punti, produce gioco, produce gol, fa segnare interpreti diversi, cioè l'impressione da fuori, anche rispetto magari a quello che era il momento della gara d'andata, è che questa progressione verso l'alto continui e in questo momento sia nel suo picco migliore, ecco, nel suo picco massimo. Non so, voi che lo vedete ogni giorno, se effettivamente è così. No, guarda, la sensazione è esattamente questa, perché ti dico, come perde in casa con la Fiorentina, no? Poi va a giocare a San Siro, pareggia, poteva pure vincere, insomma, contro il Milan. Va a Torino con la Juve e non fa vedere palla alla Juve. Arriva a Lecce, che è una partita sulla carta facile ma complicata allo stesso tempo, no? Perché Lecce comunque deve salvarsi, si sa bene quanto siano un po' rognose queste squadre che devono tirarsi fuori dai guai e fa una prestazione, praticamente parte il gol preso all'inizio senza sbavature. Con l'Inter comunque tiene testa, quindi non sai mai dove può arrivare questa squadra. Io onestamente alcune volte sembra che sia un ingranaggio quasi perfetto, cioè anche nelle situazioni complicate riescono sempre in questo momento a divincolarsi bene, a uscirne bene. Poi ovvio l'errore, il rigore ci può sempre stare, no? Scombina tutti i piani. Però è una squadra che sembra che gioca tranquilla, secondo me, anche per questa cosa qua, perché sa sempre cosa fare. E quindi è pericolosissima una squadra del genere, perché secondo me è anche un po' disarmante per gli avversari. Ci sta. E tutta questa sicurezza che ha questa squadra, secondo me in qualche modo lascia anche un po' stupiti gli avversari. Io credo che c'entri anche questo nel buon momento del Como. Sì, poi Io ti anche chiedo- ripensando alla partita vai. di martedì, poi ti lascio qua. Vai. Effettivamente il Como costringe gli altri a giocare per limitarlo. E questa comunque è un dato di fatto, perché abbiamo visto in tutto il campionato, no? Chi è riuscito a mettere in difficoltà il Como ha fatto la partita perfetta a livello difensivo, sfruttando magari anche le occasioni che aveva a disposizione. Tolto ovviamente il 4-0 con l'Inter a San Siro, quella lo considero comunque una partita a sé. Per il resto, le altre partite, anche in cui il Como è una squadra che perde poco, perché ha perso 5 volte e basta, e comunque 27 partite, perderne soltanto 5, insomma, è chiaramente un qualcosa di molto importante. L'impressione che ho avuto martedì sera, appunto, era che, ok, l'Inter che ha qualche infortunio, ok, quello che volete, però l'impressione è che grandi o piccole contro questo Como debbano necessariamente rivedere il proprio piano gara, perché è praticamente impossibile sovrastare il Como dal punto di vista del gioco. E anche questo sicuramente è un elemento nuovo per quanto riguarda la Serie A. Mauro Vigorito, nell'intervista che poi, nella prima parte dell'intervista che proporremo oggi in chiusura di questa diretta, in anteprima ci ha detto noi siamo una realtà tipica. Questa è una realtà tipica del calcio italiano, lo viviamo noi dall'interno e quindi capiamo ancora di più come possa essere visto il progetto
all'esterno, e questo credo che sia poi l'aspetto principale del gioco di Fabregas, cioè costringere chiunque a dover provare a limitare la sua squadra. Se ti chiami Barcellona è un conto, se ti chiami Real Madrid è un altro, se ti chiami Como, con tutto il rispetto ovviamente per la piazza comasca, insomma è notizia, ecco, mi viene da dire, da dire questo, perché insomma è un po' così. Luca? Io ti chiedo, che cosa è successo nella sfida contro la Fiorentina? Perché io quella partita l'ho vista bene, è il giorno in cui probabilmente, forse è stata la peggior partita del Como, in cui quell'ingranaggio perfetto non ha funzionato, perché la Fiorentina non è che abbia fatto una partita clamorosa, ci sono stati tanti errori da parte del Como. Allora, era una partita che arrivava, Fabregas l'ha detto subito a fine partita, arrivata dopo la sbornia dei rigori Di Napoli. dei rigori vinta a Napoli, no? In Coppa Italia. Festeggiamenti, foto nello spogliatoio, e Fabregas subito dopo la partita ha detto 10 minuti di festa, però poi abbiamo la Fiorentina, la partita che complicatissima. È stato un buon profeta effettivamente, e lui si è preso poi delle colpa mia se non sono riuscito a far passare il messaggio. Quel giorno lì Como non ha giocato bene, la Fiorentina ha tenuto bene il campo, poi ci ha messo tutto quello che deve mettersi una squadra che deve salvarsi, un po' di perdite di tempo, qualche sceneggiata, vabbè, ma fa parte del gioco anche questo, no? E poi come si chiama karma se quello, mi ricordo comunque. male, le occasioni ne ha anche avute, non è riuscito poi a concretizzare niente, e capitano anche queste giornate. Poi lo stesso Fabregas lo dice, noi siamo un gruppo di ragazzi, te ne faranno vincere tante, ma ogni tanto te ne fanno anche perdere queste partite. Tra un paio d'anni la cosa che si ripete tutte le volte, vedremo magari una squadra più forte, più matura, più pronta per affrontare anche queste partite sulla carta facili, ma che invece nascondono 1000 tranelli. Ecco. È andata un po' così con la Fiorentina, però insomma, tutto sommato il Como è ancora lì. Ecco. Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro ricordiamo la partita dell'andata dove il Cagliari riuscì a bloccare il Como per 0-0, forse è stata la prima squadra che è riuscita a bloccare il Como in casa. E ti dico, quanto è importante... Non mi ricordo se c'era stato, forse prima la Cremonese, 1-1. Però aveva segnato la Cremonese, era riuscita a recuperare all'ultimo minuto. Io parlo proprio di Como bloccato a livello realizzativo, che questo comunque è già una notizia, visto comunque l'importanza e la bravura da parte del reparto offensivo da parte del Como. Quanto è importante Fabregas in questo Como? Cioè, secondo te rimarrà anche il prossimo anno e ci sarà un Como, ci può essere un Como senza Fabregas? Questo tipo di Como, intendiamoci. Onestamente è una domanda che ci facciamo tutti. È già iniziato, resta, non resta, al Como. È già iniziato. E lui, come l'anno scorso, anche se aveva ammesso dei contatti con altre squadre, sappiamo bene che c'era la Roma, che c'era il Bayer Leverkusen e a un certo punto anche l'Inter, dopo l'addio di Inzaghi, che c'è stata quella settimana lì infernale, no? Arrivavano notizie contrastanti ogni giorno. Allora, lui è rimasto convinto, cioè quest'anno lui è proprio convinto di esserci rimasto, non è rimasto trattenuto per i capelli a forza. Sul futuro io non lo so, lui continua a dire che stiamo costruendo, stiamo facendo, si sta già pensando alla partita, alla squadra dell'anno prossimo, insomma continua a dire come se ci fosse ancora lui in panchina. Però questo è quello che dice lui, quindi poi invece cosa pensa lui nel suo cuore nessuno lo sa. Ti posso anche dire che ha detto in un collegamento, in un servizio che è stato fatto con Hernanes su DAZN, ha detto che io non posso pensare solo a essere ambizioso, lo sono, perché lo sono, però devo anche ragionare molto, fare delle scelte intelligenti, e può essere che magari la scelta intelligente sia restare a Como ancora per qualche anno nel mio percorso. Il Como senza Fabregas in questo Como è modellato su di lui. I giocatori vengono perché c'è lui, quindi
non so se con un altro allenatore gli stessi giocatori sarebbero arrivati, magari un altro allenatore che vuole tutti anziani, no? Tutti esperti, Certo. tu invece vuole i giovani, la proprietà vuole i giovani, perché l'obiettivo prima o poi, visto che è una piazza che, voglio dire, a Monza già poi non considera più nessuno, a 20 chilometri il Como non è internazionale, il Como non è italiano come può essere una squadra come l'Inter, il Milano, la Juve che ha tifosi da Trieste, Lampedusa, no? Quindi per forza di cose il futuro del Como passa anche da qualche vendita eccellente. Quindi giusto che il Como investa questi, tanti dicono il Como ha speso 120 milioni, 130 milioni, sì, ma ha preso 7 ragazzini, fate Moratti ovviamente, ma ha preso i ragazzini, sono degli investimenti, non sono delle spese queste. C'è chi ha speso per 2 giocatori questa cifra, e quindi capite, La tua sensazione è che rimanga? O la dipenderà sensazione è che anche dalla rimanga. qualificazione Scusate, in ragazzi, Champions? devo aprire un attimo la porta perché sono a Vai. casa. Mi potete Vai. scusare? Certo, vai, Certo, ci Scusatemi, mancherebbe. eh. Vai, Sergio, ci mancherebbe. Assolutamente. C'era una domanda ecco, c'era questa di Marco, una domanda per lo se è davvero Fabregas infastidito verso i giornalisti italiani. In un'intervista cerca diplomazia, ma si vede che non si trova sua. Ecco, Eccomi, scusate. questa domanda, Marco, che ci chiede un nostro utente, una domanda per Luca. Vedo Fabregas infastidito verso i giornalisti italiani. In un'intervista cerca la diplomazia, ma si vede che non si trova a suo agio con le domande dei giornalisti. Hai questa sensazione? No, non sono d'accordo. Non sono Perché non sono d'accordo d'accordo. perché Anzi, allora, fa tante conferenze stampa anche lunghe dove spiega tutto. esatto, le conferenze stampa durano 45-50 minuti. Esatto. Quindi mi hai chiesto la qualunque, ecco. Proprio perché abbiamo capito che chiacchiera di tutto. No, Vero. allora, dovete pensare che Fabregas parla con i giornalisti italiani a fine partita, che è un momento sempre un po' particolare, quando non vince è un po' permaloso. Non gli piace non vincere, diciamo così. Questo è vero. Non è abituato a non vincere. Esatto. No, alcune volte è vero, effettivamente può sembrare un po' piccato, ma dipende sempre dalla domanda, ovviamente. Nei Lui post-partita. alcune volte intendevo nei post partita. Sì, no, Ok. lui alcune volte è un po' piccato, è vero, però mi sembra anche una persona abbastanza gentile, cioè risponde un po' più o meno tutti. Poi se li chiedono per la quinta volta risultatisti, giochisti, poi magari dice ancora, cioè, anche perché poi lui l'ha spiegata bene questa cosa, risultatisti, giochisti, no? Che l'ha spiegata. Il problema è che poi Certo. le spiegazioni non vengono quasi mai recepite, no? Perché magari l'ha detta solo a Como, magari l'ha detta in conferenza stampa a Como e non davanti alle TV, ma l'ha spiegata bene, dice che alla fine ognuno arriva al risultato come meglio crede, no? E tutte le vie sono giuste, perché dice anche io stesso ho vinto ho fatto l'elenco di tutti i suoi allenatori, anche allenatori completamente diversi, dice però alla fine ho vinto tanto con tutti, quindi va bene qualsiasi Certo. cosa, il dibattito è filosofico e basta. Ecco. Fra? Ma c'era una domanda interessante che è questa, che ovviamente che guarda, no, un po' al futuro prossimo. E il fatto che il Como possa andare in Coppa non spaventa un po' la società per il problema del fair play finanziario, perché è un tema che effettivamente è tornato spesso anche sui giornali, sui media in generale, cioè è chiaramente una questione non da sottovalutare, anche per il discorso stadio, poi soprattutto, perché dubito che si possa giocare in Gallia. Allora, no, è vero. Tant'è, e forse Luca se lo ricorda perché secondo me ne avevamo già parlato di questa cosa in un precedente collegamento. A inizio stagione, in qualche intervista, il presidente Suasso aveva detto attenzione all'Europa, perché noi siamo ancora in una fase di sviluppo, siamo ancora in una fase di investimento e crescita.
per noi andare in Europa potrebbe essere un problema per il discorso del fair play finanziario. Mi pare che il primo anno non ci siano grosse regole. Ecco, il fair play finanziario è un argomento su cui devo ancora mettere gli occhi perché non l'ho mai ben capito, non essendo, no, un tema che mi riguardava, cioè, so che cos'è a grandi linee, ma non i dettagli. Ecco. Mi pare che il primo anno ci sia una sorta di, come dire, Di cuscinetto. è il cuscinetto. Poi però dall'anno successivo Devi essere, bisogna ci sono i bilanciare, paletti, no, sì, i sì. ricavi, le cose. Proprio per questo che dico che il Como prima o poi dovrà vendere qualcuno, anche per questa cosa dell'Europa, perché è necessario. Il Como vende tante magliette in Copaz, sì, però, a tanti turisti soprattutto, perché posso assicurare che Como con tanti punti vendita, tra l'altro, le magliette, il merchandising tira, ma non, immagino che non tiri come quello del Milan, del Real Madrid, dell'Inter, no? Ecco. Quindi ha voglia di vendere maglietti Nico Paz e Perrone, capisci? Quindi non basta, non può bastare. Quindi sicuramente come in questo senso si muoverà anche con qualche cessione. Credo che l'anno prossimo probabilmente ci saranno ancora investimenti, credo, almeno credo, poi arriverà una fase in cui si dovrà assestare e magari anche cominciare a rinunciare a qualche giocatore. Però Sì. onestamente i piani non li conosco. Certo. Beh, però aveva detto comunque effettivamente su Arsenal anche il discorso dell'autofinanziamento in qualche modo, no? Cioè che ok, investire e va bene, Prima o però poi poi alla finisce, fine no? non è sano No, proprio a livello no. di economia aziendale, ecco, continuare Esatto. a investire sempre L'ha detto, comunque. prima o poi dobbiamo correre con le nostre gambe, certo. Esatto. E quindi va detto che però effettivamente, vedendo la rosa a disposizione di Fabregas, vedendo quelli che sono stati gli investimenti, ecco, siccome c'è la domanda su Dossena, magari chiudiamo e ti salutiamo con la domanda su Dossena, però mi viene da dire che tolto Dossena, tutti gli altri investimenti che sono stati fatti dal Como in questi ultimi anni, verosimilmente pagheranno tutti, perché sono tutti giocatori presi a una cifra e verranno valorizzati e rivenduti almeno al doppio, se non quantomeno, se non addirittura a cifre più alte. E questo comunque, ripeto, per me nel calcio italiano resta un altro unicum, perché tolto nell'ultimo periodo non vedo grandi società in grado di fare il trader trading a questi livelli, cioè arrivare veramente a guadagnare posizioni in Europa e sostenersi grazie a questo tipo di Perché tutte attività. magari, o quasi tutte, hanno magari un giocatore preso, no, alla Corvino, no? Faccio un esempio, il Lecce Certo. della situazione, ma come la pesi 3 o 4, 5-6? Sì. Può veramente valorizzare tanto. Faccio una curiosità, viva curiosità, cioè una cosa che ho pensato io. Era gennaio, sentivo la domenica sportiva, a un certo punto salta fuori il giornalista che dice Miretti in questo momento vale 25 milioni, no? Cioè, Miretti è un giocatore che gioca sì, gioca no, non è male, l'ho avuto anche a Fantacalcio, per dire, no? Cioè, non è un giocatore, ma se Miretti vale 25 milioni, Perrone quanto vale? Almeno Sì. 40, almeno 40, scusate. Penso anche Cioè, di più. e tu ti parla di Paz, ma è vero, fuori classe dal mio punto di vista è Perrone. Cioè, Paz è quello più bello da vedere, ma Perrone è il più utile in assoluto. No, Sì, giusto però per anche lì vedi, dire. va via Paz e tu valorizzi Baturina, che già adesso stai Certo. inserendo pian piano, cioè hai faticato magari all'inizio per Esatto. inserirlo negli schemi, Non però è ce l'hai stato già pagato pronto. poco, Turino è stato pagato 17, Sì, non Appunto. poco. Ecco. Ci sta, ci sta. Ma vale lo stesso discorso per Rodriguez, Diao, Haddai, insomma, effettivamente togli un po', forse Morata in questo momento è quello che ha reso meno delle attese, però Sì. tutti gli altri fondamentalmente sono sicuramente investimenti. Luca, ultima domanda. E io ti chiedo sul Quella su discorso Dossena. di Dossena, nel senso che il Cagliari è arrivato a Cagliari in prestito secco, a Cagliari sta trovando titolarità, sta trovando continuità, c'è questa possibilità che il Como possa comunque
venderlo al Cagliari magari anche a un prezzo favorevole, perché ovviamente la spesa che può sostenere il Cagliari non è certo la spesa che può sostenere il Como, però è stato un investimento importante quello del Como, è stato pagato mi pare 8, Mi se non pare, sì. ricordo male, mi Mi pare pare di sì, 8. mi pare di Adesso è sì. prestito secco, è ovvio che Dossena in questa difesa, insomma, farebbe fatica, anzi fa fatica, c'è poco da fare, anche perché altrimenti non Mettiamoci l'avrebbe anche il lungo dato infortunio, il mettiamoci lungo anche fortunio. l'infortunio. Eh Non sì. lo so, onestamente, non mi pare che possa riferirsi, cioè adesso sinceramente, a me non dispiaceva Dossena, però forse quando l'obiettivo è la salvezza tranquilla, forse. Certo. Fabregas ha sempre detto che lui ha bisogno, adesso al di là di Dossena, di Kempf, dei giocatori che ci sono adesso e che c'erano prima, ha sempre detto che per lui il difensore centrale è fondamentale. Lui dice per fare il salto ci vuole il difensore di livello europeo top. Dice se guardate tutte le squadre top in Italia hanno un giocatore fortissimo in difesa di livello veramente da champion. E quindi lui su quello l'aveva detto quest'anno a settembre, quindi non, ci credi molto in questa roba qui. Come l'ha cercato a lungo un difensore quest'estate, tant'è che Fabregas a un certo punto insomma disse alla fine per fortuna è arrivato, ma la prima richiesta che avevo fatto era un difensore fortissimo, è arrivato Diego Carlos, so che c'era un'altra cosa, un fortissimo interesse su un colombiano, non mi ricordo il nome, scusatemi, del Galatasaray se non sbaglio, eh, Anch'io che non so. è stato difficile portare, lui era anche d'accordo, però insomma il club si era messo un po' di Eh, traverso e quindi alla fine si è ripiegato, perché ripiego voglio dire su un giocatore di esperienza comunque internazionale come Diego Carlos. E quindi comunque c'è questa reale, anche perché c'è un altro difensore centrale, tra l'altro ex Cagliari, che è Goldaniga. La Liga ha giocato 5 minuti nel recupero di Fiorentina Como, poi ha avuto un problema, adesso non mi ricordo il problema suo, forse è stato fuori tantissimo, poi purtroppo poi si perdono le tracce ed è rientrato da poco tra i convocati, è diventato papà nei giorni scorsi, una decina di giorni fa più o meno, e lì anche lui, non so cosa succederà. Sinceramente, Goldaniga e Dossena li vedo un po' fuori da tutto Dal questo contesto. ambaradan, ecco, sinceramente. Poi magari Fabregas dice: no, però Goldaniga è uno che c'era anche in B, è uno che fa spogliatoio, uno che ci può stare. E Fabregas guarda anche tanto queste cose, quindi può essere che magari Goldaniga più di Dossena possa essere un giocatore prezioso anche per il futuro. Perfetto, perfetto. Lu, noi ti salutiamo. Anzi, no, ultimissima domanda e poi ti lasciamo. Niente, Attenzione, attenzione. sequestro di persona si chiama. Esatto, esatto. Ma è sempre così, guarda, è sempre così Lo con so. tutti. Il giorno che lo mandiamo via dalla 20ª lettera di richiamo lo manderemo via. No, vabbè, giusto per capire un po' sabato che tipo di parità ti aspetti e quali potrebbero essere gli 11 del Como. Allora, no, aspetta, un Hai tenuto la Como. domanda peggiore alla fine, Luca, guarda, è Sì, sempre così. infatti, È no, sempre veramente. Ormai mi così. conosce, ormai lo Chiamalo sa. amico, chiamalo amico, sì, sì. Allora, mi aspetto Como da battaglia, nel senso solito Como, propositivo, molto concentrato, voglio sperare. E mi aspetto, sull'11 credo che Fabregas non cambierà tantissimo rispetto alla sua idea di base. Io credo che giocheranno Ramon e Kempf se sta bene come difensori centrali. Adesso lui punta tanto su Smolcic, Ok, Smolcic e Baie, deve anche giocare ok. no, Poi alla possibile. fine magari giocano Van der Brent e Moreno, per dire. Non credo, non credo, Ok, non credo. ok. Però Perrone e Acugna sono insostituibili e un altro insostituibile in questo momento è Caccherè. Ah, Dove metterlo è un problema, bisogna capirlo, perché se gioca con Duvicas come credo,
o gli fa fare perché per esempio ha giocato, diciamo, alle spalle, poi faceva molto avanti e indietro, dietro Dubicas a Torino, ma non c'era Paz. Infatti. E quindi troverà qualche alchimia insomma, per provare. Io penso che comunque Rodriguez a sinistra dal primo minuto e poi magari mette Paz più defilato a destra. E Voivoda in Non lo panca, so, quindi? non lo Può so. C'è essere. anche Vojvoda che comunque Infatti. è un giocatore magari poco appariscente, però è sempre lì nei premi. Fabregas lo ama alla follia. È un giocatore che è andato a prendere lui perché l'ha visto giocare, non lo conosceva, l'ha visto a San Siro una sera e ha detto no, questo lo Lo voglio. È voglio. arrivato. L'ha Poco preso. considerato Torino, È vero. pochissimo considerato e anche forse un po' non tanto amato, da quanto mi risulta, invece è un giocatore con i fiocchi, insomma. E quindi davanti? Sull'11 è un po' di No, ma perché poi doveva anche esserci cambia. Baturina, tutto sommato. Cioè, adesso le soluzioni sono tante e adesso che c'è anche Diao ancora di più. Quindi E Duvicas pensi che possa giocare al primo minuto? sì, penso proprio di sì, a questo punto sì. Sì, Ok, sì, penso ok. di sì. Ha giocato tantissimo lui, in quel gennaio in cui il Como ha giocato sempre. Ha sempre giocato perché c'era Morata il fortunato, perché non poteva neanche farlo rifiatare tanto. Sì, ogni tanto poi hanno provato a giocare col falso 9 senza di lui, ma lui ha sempre giocato. Può essere che magari gli voglia far tirare un po' il fiato, non lo so cosa ha in mente, sinceramente, perché poi però è vero che c'è anche una settimana piena di lavoro, perché giocherà domenica contro la Roma, il sabato successivo ancora, la domenica ancora contro il Pisa, mezzogiorno e mezza, quindi adesso a settimane, almeno fino a fine marzo, Complete. settimane piene, insomma, normali. Perfetto. Lu, grazie, grazie davvero, ti ringraziamo Grazie a voi. anche per lo spazio che ci hai Grazie davvero e concesso. per la pazienza nei Davvero. confronti di Luca. Vabbè, Io lo dico sempre perché insomma, va bene, non c'è problema. non è banale, non è Non c'è banale. problema. Grazie Grazie a voi. mille, grazie A Lu, presto. Buon buona lavoro, ciao giornata. Luca, Ciao, Buon grazie. lavoro, ciao ciao, ciao ciao, ciao ciao. Eccoci qua. Tac. E ci stava l'ultima domanda. L'ultimessa non gliela potevo fare, Dani, perché altrimenti Mi ha scritto Sal Da Vinci, mi ha chiesto un Non risarcimento. può venire. Ha chiesto il risarcimento, però a te, cioè nello specifico, perché sa che lavori con lei, quindi ha detto voglio un risarcimento, ma non dalla testata, semplicemente da Luca Di Leonardo. Vabbè, che ti devo dire? Niente, andiamo avanti, Funziona assolutamente. così. Cosa Va bene, mandiamo? non lo so, ma andiamo a Caprile, cosa dici? Sì, dai, mandiamo a Caprile. Visto che sei andato ieri, raccontaci un po' anche di backstage, un po' di... Allora, lui, io posso dire, mi Siamo aspettavo Caprile più che ieri ha parlato dato al doppio da- malto lì alla Corte del Sole, c'è stato comunque, c'era il podcast con Che fatica la vita da bomber, ha parlato prima con la stampa, insomma tra l'altro ci sono state varie interviste, quindi è stata anche un po' più lunga. Lui vabbè è sempre disponibile, lui è sempre contento, sta bene a Cagliari, c'è poco da fare. Tanti abbracci, tanti saluti a tutti, gentilissimo, umile, e questo non è scontato per un portiere come lui, che possiamo dire che ne parlano tutti di Caprile, e sul discorso nazionale sicuramente ci spera, è contento di stare a Cagliari. Bisogna capire insomma quale sarà la situazione di Caprile. Lui sta bene a Cagliari, ha trovato continuità, sua figlia è nata a Cagliari, quindi questo ha un valore, l'ha detto lui stesso. E quindi da questo punto di vista non è facile trovare, è di poche parole, però quello che dice è sempre performante. Nel senso che lui sta benissimo qua, è contento, ringrazia Cagliari di avergli dato la possibilità. Lui in un passaggio l'ha anche detto: il Cagliari è una squadra che ha creduto in me e altre non hanno creduto in me. Quindi questo per lui è un valore, e l'umiltà si vede anche nelle parole, anche nel comportamento, come è disponibile. Insomma, c'è stato anche ci sono stati dei ritardi, lui però ha detto va bene, facciamo, non c'è problema. Non è semplicissimo da questo punto di vista. Poi, vabbè, il podcast era un po' diverso, è un po' un discorso generale
su domande sulla sua carriera, sulla sua vita privata. C'era abbastanza gente, non tantissima, ecco, da questo, ma probabilmente anche perché l'idea è che molti non lo sapevano, perché io ho avuto degli amici che mi hanno detto, ma c'era Caprile, non è passata a questo punto di vista, perché comunque nessuno mette in dubbio quanto i tifosi vogliono bene a Caprile, si vede dallo stadio, quando lui si avvicina a entrambe le curve, insomma è uno dei giocatori più osannati, quindi da questo punto di vista non ci sono dubbi, ripeto, probabilmente alcuni non lo sapevano, probabilmente l'orario, anche perché alle 6:30 alla Corte del Sole magari è un po' più difficile arrivarci. Era un podcast, non era un foto e firma, anche se lui si è fermato tanto, c'erano tanti bambini. Quindi lui ha dato disponibilità, anche se non era, insomma, non poteva dare firme, foto, lui ha aspettato, il podcast è iniziato anche più tardi perché lui si è fermato sui bambini che chiaramente volevano la foto. Quindi tanta disponibilità, lui è felice di stare qua, insomma. Lo sentiamo? Vada. Perché Vada, stai spoilerando tutto, cioè praticamente hai detto tutto quello non che ha l'ho detto. no, non è vero, dai. No. Va bene, sentiamolo. Vada. Ci racconti subito la parata su Pellegrino? È stata sicuramente una bella parata, un pizzico di fortuna, mi sono mosso bene, avevo la postura giusta e per fortuna sono riuscito a farlo. Elia, quali sono le sfide della prossima sfida contro il Como? Sicuramente sono tante, giochiamo contro una squadra forte che sta lottando per la Champions League, che ieri sera ha fatto 0-0 con l'Inter, quindi sono tante, però ci stiamo sicuramente preparando bene e non vediamo l'ora di scendere in campo. Volevo sapere cosa ne pensi di queste voci che insomma ti danno come possibile convocato per l'Azzurro. Sicuramente la nazionale è un sogno e lavoro tutti i giorni per essere chiamato nuovamente, però la concentrazione è solo sul Cagliari perché come ho sempre detto solo tramite il Cagliari posso arrivare all'Italia. Elia, tu hai detto in una recente intervista che hai capito di aver fatto il passo successivo per giocare al Bari. Adesso che tu hai indossato anche la fascia di capitano al Cagliari, hai un peso specifico importante nello spogliatoio, pensi di aver fatto un ulteriore step per la tua carriera? Sicuramente sì, lo step sicuramente l'ho fatto perché essere riconosciuto dallo spogliatoio, dal mister, dallo staff e sicuramente anche dai tifosi come un leader è sicuramente una cosa bella, positiva, che però ti porta anche delle responsabilità. Sto imparando a gestirle. Per me è un onore essere capitano del Cagliari, di una società storica, di una società di Serie A. Sei anche il terzo portiere con più parate della Serie A, un campionato che comunque sta mettendo in risalto i portieri, ci sei tu, c'è Falcone, tu sei uno dei migliori comunque anche in termini di numeri questa stagione. Sì, speriamo di continuare così, mancano ancora 10 giornate, dopo queste 10 giornate tireremo le somme. Volevo chiederti, tu l'anno scorso sei arrivato, naturalmente hai dato un grande contributo alla squadra, quest'anno hai iniziato il campionato con tutti i riflettori addosso, hai sentito il peso di questa responsabilità e come l'hai gestita? Il peso credo che me lo sono guadagnato, il fatto di essere riconosciuto come un punto forte del Cagliari. L'ho gestita come ho sempre fatto, cercando di concentrarmi sul lavoro perché solo col lavoro posso fare delle cose positive. Qual è un obiettivo tuo e della squadra? Il primo possibile è arrivare alla salvezza. Arrivati a ciò, poi dopo lavoreremo per toglierci delle grandi soddisfazioni. Quanto manca secondo te per la salvezza? Non lo so, noi siamo concentrati partita su partita, dobbiamo fare più punti possibili, mancano 10 partite. Tirate queste 10, come ho detto, a livello personale si tireranno le somme e a livello di squadra anche. Tu pensi a quello che potrebbe succedere a te finito il campionato? No, io penso solo al Como, il resto non sono cose che mi interessano. Senti, cosa ne pensi del gol di Follow Lucio da portiere? Ha fatto un grande gol, ha fatto un grande gol e non si può dire niente. Senti, un collega ha detto poco fa sei tra i portieri più impegnati della Serie A, ma un portiere cosa sogna? Imparare poco o di imparare molto durante la partita?
non prendere gol è sempre bello, poi dopo se non prendi gol perché pari va bene, se non prendi gol perché la squadra fa alla grande è ancora meglio. Invece ti chiedo, hai rivestito per 3 volte la fascia di capitano, che responsabilità ti ha dato? Una responsabilità alta, grande, come ti dicevo prima, tanta gioia anche perché comunque essere capitano di una squadra di Serie A, di una società storica come il Cagliari è uno di quei sogni che chiunque ha fin da bambino. Elia, una domanda personale, tu sei stato allenato da Bielsa, uno degli allenatori che diciamo hanno creato questo gioco che in tanti stanno replicando in Europa anche per quanto riguarda la tecnica. Cosa ne pensi del discorso riguardo al fatto che i portieri debbano saper usare sempre di più i piedi rispetto a prima e che magari in certi casi conti quasi più quello rispetto ad essere più abile tra i pali? Ma sicuramente il calcio sta cambiando, il calcio oggi a noi portieri ci richiede di giocare coi piedi, però io credo che se Guardiola ha comprato Gigio, Donnarumma, credo che si sia fatto 2 domande e si sia dato anche 2 risposte, che forse è meglio avere un portiere fortissimo tra i pali e bravo coi piedi che magari un fenomeno coi piedi che poi però alla fine magari non ti porta tanti punti. In questa stagione tu hai fatto un errore col Genoa, se non ricordo male, è una prestazione, hai detto tu stesso, non bella con Lecce. È stato molto onesto e anche molto bello, ma tu come l'hai gestita questa cosa? Come hai reagito? Ma la prestazione... Scusa, ancora, sei rimasto sorpreso da questi errori che non sono proprio da te? Ma no, sorpreso no, perché l'errore fa parte del gioco, fa parte del portiere, fa parte del calcio e fa parte della vita. L'ho gestito come ho sempre fatto, concentrandomi sul lavoro perché sono consapevole e so che solo tramite il lavoro posso migliorare. Sì, io volevo chiedere cosa rappresentano oggi per te il Cagliari e Cagliari. Il Cagliari sicuramente come squadra rappresenta uno step importante della mia carriera, una squadra che mi ha dato fiducia quando l'anno scorso magari poche squadre me l'avrebbero data, quindi io sono assolutamente riconoscente al Cagliari. Cagliari come città credo che sia nato mio figlio, quindi questa cosa qua vuol dire tutto. Che bravo, dai. Non sembra che aveva 25 anni, Non sembra che abbia 25 anni, sembra che ne abbia di più. Non tuo coetaneo, ci mancherebbe, però insomma. Nemmeno tuo però, Nemmeno mio. Un anno in meno di me, dai, tutto sommato. Noi giovani ce lo possiamo permettere. C'è la domanda di Claudio. Allora, secondo voi la parata di Caprile su Pellegrini è paragonabile alla famosa parata che Buffon fece a Cagliari diversi anni fa, come grado di difficoltà? Allora, difficoltà alta comunque, cioè qui stiamo parlando di top parata, quindi io avevo fatto l'esempio del gol di Folorunso con quello di Sheva e Roby giustamente aveva detto però Sheva fece il dribbling e poi l'ho risentita questa cosa, quindi è molto, parliamo di top, parliamo di situazioni dove non era facile. Lui ha detto mi sono ritrovato lì, sono stato bravo, sono stato fortunato, non bravo. Lui è stato bravo, perché bisogna trovarsi lì, bisogna capire anche battezzare bene dove la palla andrà, perché paradossalmente Pellegrino avrebbe potuto tirare anche dall'altra parte e lui non l'avrebbe mai parata. Posso dire una cosa che va un po' contro. Grandissima parata di istinto e di posizionamento, però ma gliel'ha tirata addosso. Ah beh, certo. Aspetta. Non per sminuire, No, non voglio no, sminuire, certo, intendiamoci. certo, assolutamente. Cioè, dal punto di vista tecnico è una grandissima parata, ma lì l'attaccante deve segnare. Certo, Questo è il mio pensiero. No, ma su È il questo mio d'accordissimo. pensiero. Ma probabilmente lui ha detto parata fortunata, non ha voluto dire però me l'ha tirata dove io avevo pensato. Perché gliel'ha tirata, perché si è vista bene dall'inquadratura alle spalle di Pellegrino. Sì, E lui aveva un direi, sacco di vero. spazio dove mandare la palla. Teoricamente aveva proprio il triangolo, anzi il quadrato sotto l'incrocio libero, e lì secondo me da quella distanza comunque Caprile non ci sarebbe arrivato. Quindi secondo me il discorso della parata fortunata che lui fa è da quel punto di vista, cioè nel senso, sono fortunato nel senso che me l'ha tirata, cioè che l'ha tirata dove potevo prenderla, perché se l'avesse mandata all'incrocio, no? Certo, Insomma, presa, certo.
però resta sicuramente una grandissima parata. E mi è piaciuto molto il commento che ha fatto Simone Aresti sui suoi social, proprio l'analisi tecnica da portiere, dall'allenatore dei portieri della parata, l'ha proprio suddivisa, no, nei vari momenti della parata. Effettivamente è una grande, cioè, ti spiega perché è una grande parata, ecco, perché proprio a livello tecnico è una grande parata, ma insomma Caprile, ragazzi, cioè, discuterlo sinceramente sarebbe veramente folle. È vero che ha fatto 2 errori quest'anno, ma cioè, sarebbe un robot, l'ha detto anche Salvato, no? Firmerei ogni anno per avere un portiere che fa solo 2 errori. Ha un livello cioè, talmente alto. Poi attenzione, Cagliari, anche la frase su Cagliari, secondo me, io continuo a restare del mio parere, che un altro annetto secondo me Caprile se lo fa a Cagliari, a meno che non venga obbligato ad andarsene. Anche però vi dico, allora, secondo me lui non è dice, così. quando vedo queste interviste mi ricordano sempre che alla fine sono dei ragazzi, delle volte anche molto giovani, con una pressione incredibile addosso. Dovevo ricordarsi tanti criticoni da divano. Vabbè, ma queste cose purtroppo fanno parte del gioco, del nostro mondo. Sì. Fanno parte del mondo, quindi. Allora, prima di andare a chiudere con quello che dicevo prima, no? Quindi con la prima parte dell'intervista che abbiamo realizzato nella settimana scorsa a Como con Mauro Vigorito. Ieri si è giocato Torino-Cagliari Primavera, che comunque è un argomento interessante, visto che c'è stato il debutto in Italia di Agostino Albarracin, che ha segnato anche con il suo primo gol con la maglia del Cagliari Under 20. Stiamo vedendo gli highlights dalla pagina YouTube del Torino. Una partita un po' strana per quanto riguarda il Cagliari, che poi alla fine ha perso 3-1 e ha dimostrato, secondo me, ancora una volta tutti i suoi limiti, secondo me proprio di concentrazione e di attenzione. Questo è il primo gol, errorazzo di Ratering, che anche lui molto molto bravo, secondo me, in fase offensiva. Fase difensiva dimostra anche un po' perché lo paragonano a Dumfries, cioè, nel senso che effettivamente questo è il pareggio del Barracin, che è bravo a farsi trovare pronto, a sfruttare anche l'errore del portiere del Torino. Un Albarracin che poi a breve vedremo anche la giocata incredibile, eccola qua, in cui prende la traversa. No, forse non è questa. No, non è questa, è quella successiva. Comunque un giocatore che insomma effettivamente dimostra che in primavera non ci sta a fare nulla, perché effettivamente il passo era tutt'altro. Dispiace perché il Cagliari è penultimo in questo momento, vorrebbe dire retrocessione diretta, ed è un peccato perché appunto insomma, passare dalla vittoria della Coppa Italia a sfiorare la Supercoppa perdendo solo i rigori e poi rischiare appunto la retrocessione, insomma non è certamente una cosa bella, una cosa positiva. Ecco qua, questa sì è la grande giocata, ma ripeto, cioè giocatore che non ci sa fare niente. Adesso che l'ho rivista bene, perché l'ho vista solo in diretta, in effetti lì era un po', forse era più difficile fare il passaggio che tirare. Non era così scontato il passaggio. Io sottolineo il fatto che ha fatto gol di sinistro e ha preso una traversa incredibile di destro. Quindi dimostra ancora una volta il fatto di essere ambidestro, di poter giocare in più posizioni. Poi ripeto, questa è stata una partita utile per fargli giocare 90 minuti, fargli mettere 90 minuti nelle gambe e niente più. Secondo me non bisogna considerarla dal punto di vista tattico, tecnico, perché è un allenamento rinforzato, ecco, diciamo così. Nicola dice: quanto ha inciso Pisano nelle performance della primavera? Allora io dico la mia.
che quest'anno il Cagliari avrebbe avuto grossi problemi a livello del settore giovanile era abbastanza scritto, perché ne abbiamo parlato qualche mese fa quando abbiamo intervistato l'avvocato Filippo Pirisi, che ci ha spiegato un po' la riforma del contratto di apprendistato, volontariato e tutto. Il Cagliari ha perso praticamente tutti i principali talenti delle squadre sotto la primavera, quindi nel 18, 17, 16, sono andati via gratis di fatto, e questo ha depauperato a livello incredibile il settore giovanile del Cagliari. In più aggiungiamo il fatto che avendo cambiato allenatore, avendo cambiato la spina dorsale della scorsa stagione, in cui comunque anche per età tu hai perso tutti i tuoi leader, perché tutti i leader principali erano 2005, penso a Vinci Guerra, penso a Iliev, penso allo stesso Pintus, Baldé, insomma mi sto dimenticando sicuramente qualcuno, e questo necessariamente incide. Quindi non c'è stato il ricambio Una sorta dalle di squadre, anno zero da questo punto di dalle vista. squadre inferiori, quindi dalle squadre sotto la primavera, e purtroppo era abbastanza scontato che questa squadra abbia avuto difficoltà. C'è qualcuno di quelli che sono rimasti del 2006, penso a Grandu, penso a Cogoni, penso a Marini, sicuramente non è una squadra da buttare, anzi, però è una squadra che non ha la stessa tenuta mentale che aveva quella dell'anno scorso. Non ha un allenatore carismatico come era quello dell'anno scorso, senza voler buttare la croce addosso a Francesco Pisano. È un allenatore totalmente diverso rispetto a Pisacane, e credo che su questo non ci siano grossi dubbi. E per cui ecco, io spero vivamente che possa almeno raggiungere i play-out, perché una retrocessione sarebbe effettivamente molto negativa, però se dovesse arrivare una retrocessione, mi auguro che poi eventualmente la società, la dirigenza capisca che evidentemente qualcosa è stato sbagliato, più di qualcosa è stato sbagliato, e servirà a cambiare passo. Non cambiare le persone, perché non è assolutamente questo il discorso, però cambiare strategia sì, perché molti dei giocatori che sono arrivati quest'anno non stanno rendendo a dovere. Penso uno su tutti, Amdawa, che era un giocatore su cui il Cagliari puntava tantissimo, invece ha fatto non quanto ci si aspettava. Ha fatto molto bene Mendy in primavera, ma per me resta un giocatore un po' acerbo ancora, cioè che è molto fisicato, quindi è il classico giocatore secondo me che in questo momento in primavera fa molto bene, perché ha quel surplus a livello fisico che non hanno molti suoi compagni, molti suoi avversari, anzi in realtà. E poi vado da un'altra cosa, Luca, per chiudere il discorso settore giovanile, per chiudere il discorso primavera. Metà della primavera si allena costantemente in prima squadra. Cagliari, esatto, infatti. E questo è un paradosso, se ci pensate, perché vuol dire che hai fatto talmente bene che i giocatori sono degni di allenarsi in prima squadra, di far parte, per quanto insomma da giovani, però comunque fanno parte del giro della prima squadra, e dall'altra parte in primavera sei penultimo, anche perché probabilmente una parte di questi giocatori non ce l'hai. Cioè il Cagliari Under 20 con Liteta e 3P è una squadra, senza è un'altra. Certo. Ma se 3P e Liteta fanno parte della prima squadra, come dico sempre io, non devono più far parte della primavera, non devono più tornarci in primavera. Ok, sì. Cioè, se fanno parte della prima squadra, sono della prima squadra, valgono esattamente come Pavoletti. Tu Pavoletti non lo manderesti in primavera, ecco. Idem deve valere per 3P, anche se ha la stessa, anche se in età. Ci può stare che Ratterink e Albarracini in questo momento siano andati a fare minuti. Ok, questo sì, questo è giusto secondo me, cioè perché devi fare gamba, ma non ha senso per me cioè è come se Liteta non gioca col Como e non gioca col Pisa e dopo 2 partite va in primavera. Sì, certo. Per me è un discorso che ha poco senso.
Ok. Cosa porta a fini pratici? Retrocessione in primavera, vai in primavera 2, vai nella Serie B del campionato primavera, molto semplice. Non hai la copertura TV, non hai la copertura mediatica che potresti avere in primavera 1 e insomma, non è il massimo, ecco. Poi intendiamoci, il Napoli è retrocesso un paio d'anni fa e adesso è Anche alle la prime Lazio, posizioni, ha anche fatto la la Youth Lazio, League, la Lazio, quindi insomma ci sta. di base alla prima squadra non porta a nulla, cioè non è è quantomeno so. Cosa stai facendo con la carta? Itasesi va perendi. Cosa stai... Si sentiva, incredibile. Ehi, Non è che- mamma mia. Si sente tutto quello che non dici, capito? Tutti i movimenti. Adesso sto fermo, dirò così, fermo, immobile. Esatto. Per Tipo cui, mummia. ripeto, ma il discorso che ha fatto ieri Gianfranco Matteoli ai nostri microfoni è abbastanza indicativo. Certo. È abbastanza indicativo. Questo è un po' il discorso generale. Però l'anno scorso il Cagliari ha fatto molto bene. Il Cagliari ha fatto molto bene in primavera, con il 17. Quest'anno, ripeto, dopo il cambio a livello normativo, sono cambiate tante cose. E vedremo se effettivamente poi ci saranno, magari anche dovesse essere confermato appunto il cambio totale a livello di gestione societaria, chissà che tipo di spazio verrà riservato poi al settore giovanile. Cioè, per me, nell'ottica di una prima squadra che punta sui giovani, come ben sappiamo, non puoi non avere un settore giovanile che rimpingui poi quella che è la rosa della prima squadra. Non puoi sempre È evidente che comprare i quest'anno giovani sono state sbagliate tante scelte. Mi auguro che la lezione venga imparata in vista del prossimo anno e basta. Insomma, perché comunque ecco, il settore giovanile ha il vantaggio che comunque, è vero, piace a tutti vincere, ci mancherebbe, si gioca per vincere e quant'altro, però l'obiettivo finale deve essere sempre quello di portare giocatori alla prima squadra. Il paradosso è che quest'anno ce li hai, però probabilmente l'anno prossimo non avrai questo grandissimo ricambio. Ecco. E probabilmente sarà un anno zero anche l'anno prossimo. L'anno prossimo ricordiamoci che l'età in quota sono il 2007. 2007, certo, 2006, certo. Quindi, perché i 2006 saranno fuori quota, cioè non potranno più, saranno considerati fuori quota, quindi Detto non li che è puoi stato avere. un Il campionato 2006 tosto, conta come il 91, diciamo così. diciamo che Capirci, quindi. il Cagliari quest'anno ha fatto tanta fatica. Questo è un errore di concetto. Non è che il Cagliari li ha liberati, sono i giocatori che se ne sono andati, che Esatto, è diverso. Infatti, no, esattamente l'opposto. Non è che li ha Quelli liberati. Cagliari che sono loro che hanno fatto. Loro se ne sono andati perché non erano soddisfatti da quelle che erano le condizioni. Quindi non è che li ha liberati scientemente il Cagliari. Il Cagliari li avrebbe trattenuti tutti se avesse voluto. Però, insomma, non è che siete svincolati così, non mi interessa più, andate via. No, il discorso è un po' più complesso. Va bene. Allora, chiudiamo, visto che Matteo Tidili l'abbiamo perduto, e lo salutiamo. Sì, lo salutiamo. Era impegnato. Lo salutiamo magalianamente, come al solito. Avremo modo di averlo nelle prossime settimane, assolutamente. Vediamo. Se farà bravo Matteo. Ovviamente lo salutiamo. Un ottimo amico, il grande Matteo. E quindi chiudiamo, come vi dicevo, con la prima parte della lunga intervista che abbiamo realizzato con Mauro Vigorito a Como settimana scorsa, e questo è il frammento appunto in cui si parla soprattutto di Como, della realtà Como. Vi spoilerò già che invece il secondo frammento, che è quello che chiuderemo tra oggi e domani, invece sarà molto più concentrato sul Cagliari, sui suoi inizi, sulla Sardegna, ecco, in generale.
e quindi così. Stefano chiede a che ora il Fanta 131? Dovrebbe essere alle 18. Il condizionale è d'obbligo, perché sono un po' in ritardo su un paio di cose. Però 18, massimo 18:30, però vi avviserò per tempo. Ecco, adesso la domanda l'ha fatta a te. Come? La domanda adesso l'ha fatta a te, Stefano. Perché Che è un non cavolo, fa. è un roglio, ragazzi. Ma non per altro, Siamo perché tutti veramente incastrati. sì, cioè Sono incastri, riuscire c'è poco da a garantire la continuità del palinsesto non è semplice per tutti, perché appunto ci sono tante cose da fare e il giovedì poi diventa... Allora, a parte che spesso il giovedì, per esempio, ci sono gli avvenimenti, tipo il meet and greet, queste cose qui, spesso sono di giovedì. Il miracolo che ieri sia andato Luca, perché era di mercoledì. Le altre volte Chilixoi, palestra, sono sempre stati di giovedì. E quindi già facendo quello, in parte ti bruci la possibilità di farlo. E poi perché comunque il giovanotto è abbastanza indipendente, Grazie ecco, del diciamo giovanotto. così. Grande. Va bene il cazzeggio, ci mancherebbe. Io garantivo soltanto la quota cazzeggio, però... Ma non so. no, ma dai, ma ci mancherebbe. No, Però no, semplicemente è quello il motivo, non perché ci stia antipatico Luca, ecco, ci mancherebbe, anzi, anche perché se no non faremo Buongiorno 131 e tutte le cose. Mi serve comunque per rimettere il link. Lo so. lì sono Ma io ogni solo tanto tutte gli le scrivo volte. anche in privato, ogni tanto lo Esatto. guardo, gli mando gli insulti, capito? In privato, però gliene manderemo anche durante la diretta. Stai, Va non devi bene. lavorare? Non ho capito. Se ti serve aiuto per sostituire parti chiama Luca, che insomma è molto Perfetto. sul pezzo. Va bene, allora ragazzi, chiudiamo Buongiorno 131 questa settimana, ci vediamo lunedì, ovviamente come sempre alle 10. L'intervista di Vigorito che adesso mandiamo qui in questa in chiusura di trasmissione, ovviamente poi ci sarà a disposizione anche già da fine mattinata sul nostro canale YouTube a vostra disposizione. Va bene? Va bene. Ciao Altre ragazzi, cose? ciao Fra. No, ho detto tutto. Bene. Ci vediamo sabato per la vigilia. Voi farete... No, Molto la bene. vigilia domani. Bugia. Per il pregara sabato alle 14. Esattamente. Mandiamo Vigorito. Ciao ragazzi. Ciao. Ci sono viaggi che non si misurano in chilometri ma in battiti cardiaci. Nascono da sogni nei campetti impolverosi di periferia, nelle vecchie palestre o semplicemente dal giardino di casa. Questo è Sardi on the Road, la nostra nuova rubrica che racconta le storie di sardi che sono partiti con una valigia piena di sogni per inseguire un obiettivo sportivo, ma portano sempre dentro di sé una parte dell'isola. Se vi piace questo nostro nuovo format, seguiteci sui nostri canali, condividete il video, mettete like e come sempre restate aggiornati su 131.com. Oggi siamo a casa di Mauro Vigorito, a Como. Mauro, c'era un sardo a Como, sembra l'inizio di una storia divertente quasi, una barzelletta, però in realtà è la storia di un percorso più che affascinante, quasi da
da storia che tutta la Serie A sta un po' invidiando, no? Quella che sta vivendo il Como in questi anni, un Como che sogna in grande. Ce lo racconti un po' quello che è stato, sì, il tuo percorso, che però ha attraversato anche quello che è stato il percorso di crescita del Como dalla B alla A? Sì, diciamo che questa è una realtà un po' atipica per tutto il calcio italiano. Ormai questo per me sarà il 18° anno, penso, di professionismo, e questa è una realtà veramente atipica. Come hai detto tu, sì, ho vissuto non dal principio, perché questa società è partita ancora da più lontano, ma fin dal mio arrivo 4 anni fa ho capito che qua c'erano delle prospettive immense e che ancora siamo in parte di questo processo, ed è un percorso affascinante perché ti spinge sempre a fare meglio, a non accontentarti mai, a voler sempre di più, e l'ambizione e la politica societaria è andata di pari passo con i risultati. Quindi sì, stiamo avendo una stagione importante che continua il crescere di questa società, sia come società sportiva, sia come realtà, ma sia anche come percorso di sportivo. E lo hai detto, no? Tu sei arrivato e comunque la società aveva già delle solide basi, non solo economiche, ma proprio di progetto, perché a volte il semplice soldo non basta per fare un progetto vincente, però poi è cresciuta di pari passo nella tua esperienza qua. Hai avuto da subito l'impressione che, ok, eravate in B, non è stato neanche subito semplice perché il primo anno non ce l'avete fatta a raggiungere la A, però hai avuto da subito l'impressione che questa è una squadra destinata a fare qualcosa di grande? Allora sì, come a livello societario sì, perché si avvertiva subito la propensione della società a metterti nelle migliori condizioni per fare solo il tuo lavoro, e la loro visionaria proprio visione, insomma, non so come dirti, ma si capiva subito. Il primo anno è stato difficile, non solo non siamo riusciti nella Serie A, ma alla fine abbiamo ottenuto la salvezza a poche giornate dalla fine. Dal secondo anno in poi qualcosa è cambiato e penso che abbia inciso tantissimo in questa società l'arrivo del mister come di Fabregas come allenatore, perché da lì è stato veramente un progredire in mentalità, in organizzazione, in tutto, e quindi da lì in poi insomma abbiamo dato una bella accelerata. Ma come dicevi tu, non è una questione solo di economica, perché ci sono tantissimi esempi, certo, dal Real Madrid al Manchester United, squadre che spendono ogni anno miliardi su miliardi, e spendere non vuol dire vincere nel calcio, quindi penso che sia proprio la politica, la mentalità che si ha qua che fa la differenza. Torno un po' sul mister, perché giustamente sul progetto è molto importante, ma anche nell'hype mediatico, no? Perché comunque Fabregas è Fabregas, e infatti tu l'hai vissuto anche nel passaggio quasi, no? Quando ancora non era il Fabregas allenatore di Vigorito, ma il compagno di spogliatoio. Che personaggio è proprio legato al mondo sportivo, e come ha influenzato magari anche questo progetto? Da compagno per tutti noi era un po' una sorpresa, perché comunque eravamo tanti giocatori di Serie B, sì, con un po' di A, B, quindi avere dentro gli spogliatoi un personaggio del genere che ha giocato per tutta la sua vita a livelli top era qualcosa di particolare, da cui magari studiare anche le minime cose, i minimi dettagli, i comportamenti. Poi da allenatore penso che abbia fatto uno switch pazzesco. È un personaggio sicuramente, sì, come hai detto tu, anche a livello mediatico, chiacchierato e tutto, ma io credo che il mister sia una persona davvero carismatica, che riesce a trasmetterti quello che vuole, sia nelle idee, sia a livello di idee, sia a livello di, appunto, di mentalità, di comportamento, e il fatto che sia comunque una persona così in hype ti dà anche, ti rende più facile seguirlo. Poi obiettivamente quei risultati, in tante cose che facciamo, che vengono poi sul campo, ti dà ancora più fiducia per seguire alla lettera quello che facciamo. È un gran lavoratore, lavoriamo tanto, però nei momenti giusti è anche una persona che ti concede tanto, e quindi si è creato un grandissimo feeling tra squadra, ambiente, perché anche l'ambiente è una cosa che da quando sono arrivata ora è totalmente cambiato. Secondo me questa società è stata brava anche a creare un ponte tra squadra e contesto qua a Como, dove magari il calcio sì è importante, ma magari in tanti anni era stato un po' accantonato, mentre ora se vai in città si respira un'aria totalmente diversa, e questo è un altro grande merito.
Su questo aspetto anche della società è anche curioso, perché poi noi che la viviamo da fuori, immagino anche per te quando sei arrivato, è un po' particolare, no? È una società forse tra le uniche, anche se poi il calcio italiano si sta abituando magari a contesti internazionali, Sì. anche nelle piazze più piccole, non solo nelle piazze grandi. Questa però è la società forse più internazionale in assoluto che si può respirare al massimo livello in Italia. Com'è stato proprio l'approccio, cioè arrivare in una realtà che ha così tante lingue, così tante culture e però al tempo stesso riesce a capire il territorio dove opera? In questo, ripeto, probabilmente sono stati veramente loro dei visionari, perché hanno creato un contesto che, come dici tu, è molto ampio per tante cose, però è anche molto omogeneo, cioè sono tutti allineati e c'è veramente del feeling tra i tifosi, le iniziative della società, quello che propone la squadra, al di là dei risultati, perché comunque sì, possono aiutare, però si è creato veramente un legame che è qualcosa che è particolare e va oltre. Poi anche per me è un'esperienza nuova avere a che fare con così tante culture, con così tante lingue, però è una roba che sono tanti ragazzi giovani, anche all'interno della società lavorano tantissimi ragazzi giovani, è una cosa che crea comunque energia e entusiasmo, perché sono tutte persone che iniziano magari a fare questo lavoro e vogliono farlo in grande. Però è un'esperienza anche divertente, ogni giorno è qualcosa nuova, per me che ormai sono un vecchietto per il calcio è qualcosa di bello, insomma. Ecco, abbiamo la stessa età, quindi già Sì, per il calcio, dobbiamo detto. rassegnarci. No, a parte le battute, però mi allacci alla domanda che volevo farti, perché comunque è cambiato anche il Mauro giocatore uomo a Como, perché hai sempre fatto delle esperienze importanti, anche magari con salvezze difficili, con promozioni, soprattutto promozioni magari dalla B l'A vissute in maniera molto intensa, anche da protagonista. Qui hai anche un altro ruolo, che avendo tanti compagni giovanissimi come ti capita, che è anche quello di uomo spogliatoio. La società ti usa spesso anche come uomo immagine, o comunque di quelli che ci sono da tanti anni e che possono rappresentare in qualche modo il percorso fatto. Come ti senti cambiato tu, sia dentro che fuori dal campo, proprio da questa esperienza? Sì, è come se fosse una seconda fase della mia carriera. Ci penso spesso a questa cosa qua, perché è vero, comunque io ho fatto una carriera normale, media, tanta Serie B e da giocatore protagonista parlo e va bene. Questa è una fase in cui, sì, come hai detto tu, faccio un ruolo diverso, ho messo un po' da parte quello che può essere il protagonismo dei giocatori, di voler giocare tutto, anche perché probabilmente non sarebbe nemmeno il mio livello normale. Sì. Però è un ruolo che mi piace, perché sì, sono il più vecchio dello spogliatoio, quindi sai, tante volte fai da ponte tra staff tecnico, società e ragazzi, perché magari sei ancora giocatore dentro, c'è ancora i modi di fare loro, ma riesci a ragionare anche nell'ottica societaria. E quindi è una roba che mi piace, mi trovo a mio agio a farlo e sono facilitato perché veramente abbiamo un gruppo che da 2 anni a questa parte è fatto veramente di ragazzi giovani, ma con una giusta mentalità, con una grande educazione, quindi è più facile. Sicuramente ti toglie qualcosa a livello di campo, perché tutti giochiamo a calcio perché sogniamo di giocare, appunto, di delle soddisfazioni, ma ti devo dire che è altrettanto soddisfacente viverla fuori dai riflettori, però vedere i ragazzi che aiuti, con cui vivi tutti i giorni, crescere e ottenere anche loro dei risultati personali grandi e te li senti anche un po' tuoi. Quindi Mi hai chiamato la prossima domanda, perché io ti auguro ancora di giocare per altri 20 anni, però stai già un po' pensando a quello che può essere il futuro di Mauro quando appendi i guantini lì a chiodo, no? Allora, sì, mi capita di pensarci, se mentirei se dicessi no. Spero e credo di poter fare questo ruolo ancora per qualche anno. Mi piacerebbe stare in questo ambiente perché sono un ragazzo che alla fine ha sempre fatto questo, ha sempre vissuto di campo. Cioè non sono mai stato, né quando giocavo o adesso che non gioco, uno che si risparmia, sono uno che gli piace stare ore e ore sul campo, a continuare a allenarsi, a insistere, a aiutare. Quindi vedermi senza il quotidiano del campo mi manderebbe un po' fuori orientamento. Sì. Quindi mi piacerebbe continuare a stare in questo ambiente
perché no, magari continuare a farlo con questa società che sicuramente ha grandissimi margini di crescita e gli aspetta un futuro sicuramente roseo, quindi sarebbe intrigante magari continuare un post calcio con questi colori. Parlando di quotidianità, perché lo hai detto tu, no? È una piazza particolare, Como, che ha saputo anche riaccendere l'entusiasmo del territorio, si vede anche nelle partite in casa e non solo. Come vivere anche delle nuove pressioni, perché poi il gioco forza quest'anno, la stagione di quest'anno, grazie ai vostri risultati, grazie alla bravura che state mettendo nel campionato in corso, è normale che poi quando vinci l'obiettivo si alza, l'asticella si alza, non tutto diventa solo scontato la bella favola, ma anche la pressione è diversa. Come si vive anche dentro lo spogliatoio questo passaggio da bella favola a squadra che comunque è chiamata anche a dimostrare? E come hai detto tu, e questo è uno degli aspetti che mi colpisce di più dei miei compagni, soprattutto di quelli più giovani, perché diciamo che quelli più grandi, al di là di me, sono abituati a vivere questi palcoscenici. Parliamo di Morata, Sergio Roberto, Alberto Moreno, tutta gente che ha vissuto palcoscenici top in tutta la carriera, quindi è più abituata alle pressioni. Ma la reazione dei più giovani a questo è una delle cose che mi stupisce di più, perché i ragazzi la vivono normalmente, è come se non la sentissero. Dimostrazione anche questa settimana che magari arrivavamo da una brutta sconfitta con la Fiorentina e dopo in 4 giorni va a giocare a San Siro e allo Stadium contro la Juventus e hanno fatto delle prestazioni incredibili. Quindi ti dico, io personalmente, che magari gioco anche meno, probabilmente avverto più la pressione di loro da fuori, perché poi loro vanno in campo con una serenità pazzesca e penso che anche in questo gran parte del merito sia di come l'allenatore, lo staff tecnico preparano le cose, preparano i ragazzi a questo tipo di sollecitazioni, di pressioni. È un lavoro fatto più sull'identità e sulla mentalità che sul dove si gioca o contro chi si gioca, quindi penso che gran parte del merito sia dovuto anche a questo. Ma ci hai già pensato nella tua mente? Puoi anche non rispondermi perché questa è cattivissima. Vigorito là, tranquillo, al Senigallia in un altro stadio, pronto, sta per fischiare l'arbitro, però prima deve suonare l'inno di una competizione europea. No, mi piacerebbe, penso che non so in quanto a medio o lungo termine possa essere un obiettivo di questa società, ma al di là del campo no, mi piacerebbe sentirlo qua al Senigallia, perché sarebbe il continuo di un percorso straordinario e diciamo che tutto l'ambiente, tutta la società se lo meriterebbe un contesto del genere. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire, buongiorno 131, la diretta. L'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131.
Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131, 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.